No. Può andare lì. Quando hanno finito? Bene, gentili signore e signori, buongiorno. Dopo questo piccolo cerimoniale gestito dalla Sua Eccellenza Monsignor Vescovo Ovidio Poletto in cattedrale, siamo qui davanti a questa scultura che è stata voluta dalla gente di Concordia, soprattutto dalla Proloco, per ricordare il 1° maggio 92, quando Concordia ha avuto questo privilegio di avere sul suo suolo la presenza di uno sicuramente dei personaggi più importanti della storia degli ultimi 30 anni nel mondo, Giovanni Paolo II. Stavo pensando che il 1° maggio 92 alla mattina pioveva, per cui si sta un po' ripercorrendo quella giornata. Questo è un simbolo importante, che anche si vede che qualcuno dal cielo ha voluto fare il ricordo, e poi è venuto il sole nel pomeriggio, quando alle 5:15 l'elicottero del Papa ha toccato il campo dell'oratorio come primo segno proprio ai giovani concordiesi, e non lo potrò mai dimenticare sicuramente. Bene, siamo qui davanti a questa statua per benedirla, inaugurarla, e diciamo che il primo intervento lo chiedo al Presidente della Proloco di Concordia, ai 15 anni che è sulla poltrona più alta di questa importante associazione ed è il promotore principale di questa iniziativa. Angelo Moretto, un saluto per spiegare un po' questa idea e come la stai portando avanti. Allora, buongiorno a tutti, grazie intanto perché siete numerosi. Io penso che questa iniziativa lo meriti proprio. Quando siamo partiti con questa idea non avevamo tanta fretta, per dire la verità, perché pensavamo di celebrare il 20ennale della visita del Papa, che sarebbe scaduto nel 2012. Ma quando abbiamo iniziato a parlare con Monsignor Mascherin e qualche amico e il direttivo della Proloco naturalmente, c'era un tale entusiasmo e una tal voglia di vedere cosa si riusciva a fare che siamo partiti in giugno, siamo in ottobre e abbiamo già inaugurato la statua. Cioè, voglio dire, io un applauso lo farei veramente al Monsignor Mascherin. Sì. Se il Monsignor Mascherin mi diceva ma no, aspetta, vediamo, facciamo, probabilmente ci saremmo un po' raffreddati e avremmo aspettato un po'. È chiaro che quando si comincia un'avventura non si comincia da soli. Il direttivo della Proloco ha appoggiato questa iniziativa, io l'ho portata avanti e devo citare qualche nome perché sono i fautori principali di questa iniziativa e quelli che hanno dato anche lo spunto giusto per iniziare questa cosa. Vorrei parlare di Davide Molent, vorrei parlare di Tony Battiston e di Luigi Facchin, che sono quelli che sono venuti insieme a me dall'artista per decidere di acquistare e di far fare questa statua. È chiaro che per un'iniziativa di questo genere non bastano, quindi siamo andati anche a parlare con degli amici altri della Proloco, i quali hanno accolto benissimo questa iniziativa e hanno voluto essere partecipi economicamente a questa cosa. È un gruppo di amici vicini alla Proloco, amici tra di loro e anche della Proloco, quindi non abbiamo voluto disturbare l'equilibrio economico delle famiglie, non abbiamo voluto chiedere soldi a nessuno al di fuori di questi nostri amici. Io ritengo di aver fatto una cosa saggia, se non altro, e appoggiata anche dall'opinione pubblica una parte. Per quanto riguarda le associazioni, l'associazione Proloco non è un'associazione di beneficenza, non è nata per questo, ci sono altre associazioni che fanno questo.
La Proloco è un'associazione che deve promuovere il territorio, promuovere iniziative, la storia, la cultura, le tradizioni che si trovano nel paese. Queste sono le funzioni che deve fare la Proloco. Anche beneficenza l'abbiamo fatta anche, però queste sono le principali iniziative che la Proloco deve avere. Io ritengo che un ringraziamento particolare va alla Banca Friuladria Credit Agricole, perché è quella che ci ha dato l'input principale economico. E poi naturalmente a tutti quelli che hanno appoggiato, compreso naturalmente Sua Eccellenza Monsignor Ovidio Poletto, la Curia. Ringrazio anche il capitolo della cattedrale che è oggi qui presente, grazie. Volevo dire che la Proloco, insieme al gruppo di amici e quelli che sostengono questa iniziativa, lascia a Concordia, a tutti i cittadini concordiesi, ritengo un pezzo di storia, perché ha detto benissimo Sua Eccellenza, prima in chiesa ha portato la pace, ha cercato di portare la pace in tutto il mondo, e noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di averlo come ospite qui a Concordia. Io penso che questo personaggio, indipendentemente da uno che sia cattolico o non sia cattolico, è un personaggio da ricordare, e la Proloco per i cittadini di Concordia ha voluto fare questo. Vi ringrazio. Devo dire che conosco Angelo da tanti anni e forse un discorso con una finale così emozionante non te l'avevo mai sentito fare. Bene.